9 assegnatari di case ATER su 10 hanno ricevuto la lettera riguardante le variazioni dei canoni di locazione degli alloggi pubblici e gli uffici del comune sono letteralmente presi d'assedio dall'inizio del mese da inquilini che si trovano con un affitto da pagare che spesso è il doppio di quello che versavano in precedenza. Come ricorderete, la nostra emittente aveva già raccolto le segnalazioni di molti residenti di case ATER che noi, come sempre facciamo in questi casi, abbiamo portato all'attenzione dei vertici provinciali dell'ente. Ora anche Palazzo Moroni si trova ad affrontare questa difficile situazione. Secondo le lettere che sono arrivate spedite da ATER nelle case delle persone assegnatarie di casa popolare, ci sarà un aumento dei canoni per circa l'87% delle persone. Questo è un dato che ci allarma e che deve farci stare molto attenti. Di queste circa il 54% sono persone che hanno più di 70 anni e l'83% hanno più di 60 anni. Questo è un altro dato che va assolutamente considerato. Ecco quali sono le preoccupazioni principali degli inquilini ATER. Sono tante le persone che sono arrivate ai nostri uffici da quando hanno ricevuto la lettera. Le preoccupazioni più grandi sono quelle relative alla difficoltà di pagare, di sostenere un canone che in alcuni casi è anche raddoppiato e la difficoltà anche di persone che, secondo il calcolo dei nuovi requisiti, si trovano ad avere un ISEE troppo alto per poter mantenere la propria casa. A questo punto l'amministrazione ha deciso di muoversi autonomamente, preparando un fondo specifico. Una situazione preoccupante per gli abitanti di Padova. Più o meno c'è un raddoppio delle case da parte dell'ATER, da parte della Regione, di conseguenza c'è una forte preoccupazione sociale da parte nostra, sia per gli anziani, sono quasi tutti italiani, a parte il 10%, per cui non voglio strumentalizzare le solite cose che vengono fatte dall'opposizione. Sono quasi tutti italiani, molti anziani, 60-70 anni. Abbiamo stanziato 200.000 euro nei prossimi 12 mesi per dare una mano a questi. Non sono contributi a pioggia, valuteremo con buon senso come dare una mano.